Alla prossima. Ciao ciao. Guardate il Monte Fravolt, che bellezza, completamente senza alberi, sulla vetta, stupendo. Ecco, dopo il video bellissimo alla Panarotta, adesso che spettacolo sarà questo artefatto. Oggi inconsapevolmente ho portato i ragazzi qua a fare 2 mete in un colpo. Ecco qua, ciao a tutti. Oggi sono in compagnia e siamo a Vetriolo Terme, paese sul pendio della catena sud dell'Agorai, paese che è diventato famoso anche tra l'altro per la lupa dell'Agorai, un'opera d'arte in legno costruita dal buon Marco Martalar. Ecco, dopo il video bellissimo alla Panarotta, adesso riprendo il video per la lupa dell'Agorai. Adesso stiamo di ritorno appunto dalla Panarotta, prendiamo un sentiero che ci condurrà proprio alla lupa, vediamo che spettacolo sarà questo artefatto. Le pian della Casara, Maso Vetriolo Vecchio, comunque noi prenderemo appunto il 309. Sì. Poi non so come mai, perché alla fine, cioè, deve buttare Il lupo dell'Agorai proprio nel suo posto perfetto, guardate qui i danni di Vaia, che disastri. Vai, è stato nel 2000. Eccola lì, la lupa dell'Agorai. Non c'è quasi nessuno, veramente una fortuna. Oggi inconsapevolmente ho portato i ragazzi qua a fare 2 mete in un colpo. Devi prendere. Guardate l'ululato della lupa. Bella o no, ragazzi? Molto bella, stupenda. La mano è bella o no? 6 metri di altezza. Guardate che panorama anche da qua. Dobbiamo spostarci? Guardate presa in terra, che bestia. Vediamo Veronica in versione fotografa. Ecco, dunque purtroppo è finita anche questa seconda meta odierna. Stupenda. Sì, beh, è stato un bel colpo fare prima una bella escursione alla Panarotta e adesso abbiamo visto anche questo baluardo architettonico. E, beh, direi complimenti a Martalar per La il manufatto. realizzazione, esatto, di questa scultura. Sì. Ecco, e spero che entrambi i video vi siano piaciuti, a noi Molto. direi che è stata una bella giornata. Sì. E un saluto anche a Manuel che fa la cameraman e niente, direi di salutare tutti e alla Esatto. prossima escursione.
Quindi qui del Lago Rai è tutto. Ciao. Buona visione e buone escursioni. Credo che sia una